Tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È giovedì e come tutti i giovedì ho il sommo piacere, il vero gusto di avere con noi, qui con noi, lì con voi, tra di noi, Max Del Papa, che vedo già bellamente collegato in audio video. Buongiorno Max. Cos'è? Charles Aznavour ed io tra di voi? Ed io tra di voi, e lui tra di noi, potremmo dire. In questo caso, sì. in questo caso sei tu, ma non ti sei ancora dimesso in Che nome non dei... parla mai. ma Max, tu non ti sei ancora dimesso in nome del garantismo e della trasparenza e della pulizia della politica e del giornalismo? Da No, dove non mi l'hai devo ancora fatto. dimettere Perché io? non ti dimetti, Max? Da dove? E che ne Non so, c'ho... quello è una scelta tua. Ma anche soltanto Ma il io mi gesto. dimetterei subito. Mi dimetto. Da tutto proprio. No, tu vorresti dimetterti, ho visto una tua riflessione da tutto quanto proprio, dal luogo in cui vivi, dalla professione. Ti sei un po' rotto le scatole, non uso il termine che hai usato tu. Voglio ricordare che nel nostro post che introduce sulla pagina Facebook di Radio Libertà la nostra conversazione ci sono tanti bei links al plurale. Il primo conduce al libro di Max Del Papa, che è tuttora in vendita, mi risulta, no? Su Amazon, ovvero Schiavi. Tutti sono in vendita. Adesso in E queste ore tutti sto gli uscendo quello altri. nuovo. E adesso tra un po' Il uscirà quello nuovo. Pandemonium. Dopodiché abbiamo appunto da ricordare Pandemonium, prossima data 19 aprile, Cesenatico, se non erro, in attesa sempre dello sbarco a Milano, che sarà festeggiato più che lo sbarco in Normandia, perché ce la faremo prima o poi, e comunque attraverso il naviglio vieni su fino a Milano. In ogni caso, tutti gli altri link li trovate lì, soprattutto substack.com, ma anche nicolaporro.it, il giornale d'Italia sempre .it, come diceva il nostro collega. Ne saluto un altro di collega che fa lo spione, cavoli suoi, mi diverte molto, lo devo dire. Chiudo subito la parentesi, perché Chi è questo spione? ma non ho voglia di ammorbarmi, però lo spione si mantiene ai livelli soliti, quindi lo saluto Perché con ce l'ho grande anch'io, calore perché mi fa proprio schifo, come diceva lo zio Ce Frank. l'ho anch'io il mio spione, non ti Vabbè, preoccupare. ce li abbiamo tutti i pezzi di canchero attaccati Ma addosso. Comunque, questo uno è di dice Forza 60, Italia. 60 anni buttati via, comunque 60 e passa, che schifo. Ad ogni Pensa che il modo, mio ce n'ha più di 70. porca miseria, siamo a posto. È impotente, è geloso, ma no per colpa mia. La colpa è parlarsi col suo amico che non collabora. Come Moravia. Sta in zona Forze Armate. Come Ed è Moravia. uno che è uno che si infila pure quando faccio gli eventi e poi manda i messaggi così. È un caso purtroppo non solo umano, ma Lasciamo perdere. Ma senti Max, prima di entrare, allora tu hai fatto, qui mi questi poi riferisco, dopo, una volta o l'altra, vengono sistemati tutti. sì, appunto, so affari loro, contenti loro, come si diceva una volta. Comunque, il tuo Substack, substack.com, il link lo trovate sul post, se no andate su substack.com, cercate Max Del Papa e lo trovate facilmente. Allora, tu hai fatto 4 giorni fa, se non erro, un commento, no, l'hai fatto anche prima, in realtà, sono 5 giorni fa, sul Grande Fratello. Perché parliamo del Grande Fratello? Parliamo del Grande Fratello, se tu vuoi partire da lì, perché io l'ho trovato molto interessante. C'è un video di pochi minuti dove tu hai tracciato un quadro politico partendo dal Grande Fratello. Il quadro politico poi lo ritroviamo talis et qualis, ne parliamo dopo, in alcuni articoli oggi su qualche giornale che raccontano di come Marina Berlusconi, ne prendo uno su tutti, Repubblica, ma la notizia viene data anche da altre fonti, Marina Berlusconi stia avviando la resa dei conti dentro Forza Italia. Fuori gli uomini di Tajani, addirittura Lotito, presidente della Lazio, che tutti conoscono perché dorme in Parlamento della Quarta, a più non posso, raccoglie adesioni per far dimettere Gasparri da capogruppo al Senato e hanno firmato anche ministri come Casellati e Zangrillo, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo, che siedono anche loro al Senato. L'ipotesi è quella di promuovere Stefania Craxi al posto di Gasparri capogruppo. Però il punto è che ieri Meloni ha sentito Marina Berlusconi per capire da parte di Marina Berlusconi a quanto pare che intenzioni ha Giorgia Meloni. Allora, questo quadro in sommovimento dentro Forza Italia si ricollega perfettamente all'analisi che hai fatto tu. Non voglio però toglierti la possibilità di
tracciare di nuovo il quadro che tu hai già tracciato, rimando coloro che ci seguono ad andare sul tuo substack.com Ma quello per però leggersi, credo che per fosse su leggersi. YouTube. Sì, su YouTube, ma l'hai anche postato. Sì, su YouTube ci Ah, arrivate lo stesso, ma l'hai anche postato, ho visto sul tuo Substack. Quindi sia sul canale YouTube sì, sia su Substack sì. trovate questa analisi che parte curiosamente dal Grande Fratello. E il link, probabilmente il collegamento fra Grande Fratello e quadro politico post-referendario in particolare, perché comunque hanno preso una bella legnata, no? I Berluscones, la Meloni e tutti, forse anche voluta, perché il quadro che tu Secondo prevedi me sì. in parte voluta, perché probabilmente il quadro è in movimento tale da portare dove? E perché sei partito dal Grande Fratello? Ricordando anche il ruolo sommamente politico di un personaggio come Signorini, che fu il dominus fino a poco tempo fa del Grande Fratello. E l'entrée che tu hai letto in chiave politica, e secondo me non è una forzatura, di Selvaggia Lucarelli dentro lo show del Grande Fratello, no? Che cosa si sta apparecchiando, per dirla con il Manzoni, secondo te, sotto il profilo politico? E perché partire dal Grande Fratello? Credo che gli ascoltatori possano essere molto interessati a questa lettura, perché io l'ho trovata convincente, rispecchiata anche nelle notizie di oggi, e tutto sommato tale da spiegare molti movimenti del quadro politico, partendo da questa boiata del Grande Fratello, che sarà una boiata, ma tu dici fino a un certo punto, perché questo ha un valore politico. Lasciamo perdere gli ascolti, è in perdita, è un buco. Non è quello il punto è che serve per far politica o per apparecchiare situazioni politiche, no, Max? Sì, ma è un'interfaccia quello lì. No, ma spiegalo bene, perché per te è ovvio, ma per chi ci ascolta magari no. È un'operazione che gli eredi di Berlusconi, che manovrano il partito, perché sembra una cosa normale, no? Ma normale non dovrebbe essere. Manovrano il partito con le leve hanno una fideiussione di 97 milioni e usano la televisione per tracciare la rotta e cambiare gli equilibri. Questo è il partito azienda che, fondato da Berlusconi, poi si è normalizzato e a tutti sembra normale. Che adesso, tra l'altro, voglio aprire una parentesi prima che tu prosegua nel ragionamento che hai fatto e che ci conduce al futuro assetto politico, no? Perché tu alla fine vedi uno sbocco in un futuro assetto politico da tutto questo. Però apro una piccola parentesi. Questa situazione politica con un partito politico importante che ha il governo, che esprime ministri, che è praticamente proprietà di una famiglia privata, è ancora diverso dal famoso conflitto di interessi di Berlusconi, perché Berlusconi comunque in politica, come si suol dire, ci era sceso o salito, come si suol dire, a seconda delle... Quindi lui la faccia ce l'aveva messa, si era candidato, ha fatto il premio, era chiaro che faceva politica, mentre i due fratelli Berlusconi non è tanto chiaro. È sostanziale. Beh, perché hanno un partito di loro proprietà col quattrino, ma non è una roba proprio. Di proprietà, è ancora diverso. Ma è ancora diverso rispetto alla situazione. Non è un partito nel senso novecentesco. Appunto, dico, è una roba diversa anche rispetto al padre. Il padre è sceso in politica, era chiaro. Questi qui non è chiaro, chiarissimo, però ovviamente è sostanzialmente così. Chiudo parentesi. Non è formale, però chiaro lo è. Cioè, nessuno si nasconde che decidono loro. E vabbè, questo appunto è l'evoluzione, se vuoi. Morto il fondatore del partito azienda, questi qua hanno continuato, ma poi sai, questa è una tendenza che è invalsa in tutto il mondo, perché loro sono così. Dalle altre parti ci sono questi padroni della finanza e della tecnica che di fatto ci mettono in tasca gli stati. Trump è un finanziere, c'ha una cricca di finanzieri intorno a lui, e questo qua decide lui, comanda lui il paese più potente del mondo, fa una guerra dietro l'altra, passa da un fronte di guerra dietro l'altra. Non è diverso da Putin o da Xi. Beh, t'ho perso, Max, non ti sento più. Non si sente l'audio. Almeno io non sento. Chiedo conferma anche a Simone in regia, perché io non sto sentendo più. Si sono scaricate le cuffie. Si sono scaricate le cuffie? Sì, probabile. Simone forse ti ha detto la cosa giusta. Adesso sì. Adesso ti sentiamo. Adesso ti sento. Sì. Cioè, dico, ormai le democrazie non sono neanche più formali.
Max, ho idea che ci sia qualche problema con la carica delle cuffie, perché non ti sentiamo più di nuovo. Quindi non so se forse è meglio che tu ti metta una cuffia fisicamente parlando. Non lo so com'è sta storia, però non ti sentiamo. Non sentiamo proprio niente. Non so cosa possiamo fare perché ti vediamo benissimo, il collegamento video è perfetto, però l'audio è completamente assente. E non so se dipenda dalle cuffie scariche, come diceva Simone dalla regia. Non ho idea. Eh, non so cosa farci, ma noi non ti sentiamo. Prova a chiamarlo Quindi, io al telefono, dai. ecco, allora ti chiama al telefono, però ho idea che sia un problema proprio di audio. Non credo di. No, non ti sentiamo proprio, Max. Mi sa che si sono scaricate le tue cuffie o sono. Adesso, No, adesso sì. Adesso ti risento. Adesso ti risento, poi non quindi so però non cosa sentivi neanche tu, no, ma noi non ti sentivamo per No, niente. Il collegamento video neanch'io era. sentivo te, era saltato il collegamento. Allora, il collegamento video è perfetto e l'audio adesso c'è. Quindi Max, può tiriamo in là. essere che le cuffie non siano carichissime, perché il video c'è. Sì, allora può essere che le cuffie non siano cariche. Vediamo un po'. Le cambio. Sì, cambiale che facciamo prima. Cambiale che facciamo prima. Intanto io vorrei dare uno sguardo all'agenzia ANSA in questo momento, giusto per ingannare l'attesa. L'agenzia ANSA ci racconta che sta salendo la tensione dalle parti del Golfo Persico e del Mediterraneo e del Mar Nero, in questo caso, perché la Turchia ha denunciato una petroliera è stata attaccata nel Mar Nero. Ok, sì, stavo leggendo l'ANSA in primo piano stamani, adesso, in questo momento, con la denuncia della Turchia di un attacco nel Mar Nero a una petroliera gestita da una compagnia turca e colpita probabilmente da un veicolo di superficie senza equipaggio. Lo ha detto il ministro dei trasporti turco Uraoglu. Il cargo petrolifero attaccato era sanzionato dall'Unione Europea e dall'Ucraina. Quindi sale la tensione, in questo caso nel Mar Nero, comunque nel quadrante medio orientale, nel vicinissimo Oriente. Chiusa la parentesi turca, torniamo a te, Max. E ritorniamo a bomba. Ok, il partito ce l'hanno in mano i fratelli Berlusconi e va bene. Sì, no, voglio dire, però mi sembra che ormai il fatto della democrazia ottocentesca, novecentesca non sia neanche più formale, sia solo convenzionale, perché comandano i padroni della finanza e della tecnica, sempre, e della comunicazione, ma la comunicazione è in funzione della tecnica. Per cui questi qua si annettono gli stati, si rimettono in tasca e poi usano gli stati, i sovrastati, le istituzioni sovrastatali internazionali, gli appaltano le leggi più o meno punitive che sono funzionali ai loro disegni personali. Cioè uno come Elon Musk che ha una capitalizzazione personale di 1.000 miliardi, è inutile parlare di democrazia di stati. Uno come Trump che è un finanziere e diventa e assume insieme le cariche di padrone della finanza e padrone della politica. Per cui, insomma, in piccolo c'è anche questa cosa in Italia, in Europa, dappertutto. Sono dei finanzieri che si spartiscono il mondo. Questa storia dei partiti, allora Forza Italia è un partito personale, lo era anche prima, e vabbè, però tanto questa storia dei partiti come tramite di democrazia è finita almeno dagli anni 60, dalla fine degli anni 60. I partiti si sono sempre più implosi, sono diventati prima centri di potere sempre più piccolo, sempre più concentrato e anche sempre più evidente. Adesso stanno diventando partiti familiari, partiti azienda, quello che vuoi. Ma già negli anni 70 i partiti avevano perso la loro funzione democratica, pensavano alla loro sopravvivenza, pensavano alla permanenza di quelli che li gestivano e che li incarnavano, quindi non c'è più niente, non ci pensano neanche più a parlare di democrazia. Forza Italia non è un partito che parla in nome della democrazia. Beh, questo è evidente, però il quadro che mi interessava era partire dal Grande Fratello e arrivare al prossimo quadro politico. Intanto perché il Grande Fratello è politica e non è intrattenimento trash? O non è solo quello? Come intrattenimento non lo guarda più nessuno, è un'operazione in perdita che si sapeva che era in perdita, però lì non contano i falliti che vanno a, come si può dire, vanno in queste case di cartone. Quello che conta sono i conduttori e gli opinionisti. E i conduttori e gli opinionisti sono portati da manager che sono
fanno d'anello di congiunzione con la politica, tra lo spettacolo e la politica. Quindi lì si imbastiscono delle alleanze di fatto. I figli di Berlusconi, gli eredi, hanno riempito Mediaset di personaggi sia nei talk show e a maggior ragione nell'intrattenimento trash. Sono tutti personaggi di sinistra, perché devono con testare... con un curioso paradosso, no? Che moltissimi provengono dall'ala Travaglio, come la Lucarelli. Sì, la Ma non Lucarelli, solo, Scanzi, ce ne sono tanti, Peter Gomez. Gomez, Scanzi, questa gente che è andata avanti per anni, vabbè, insomma, più che Travaglio, Berlusconi era il altri demonio, no? era Berlusconi era il il diavolo. demonio, il partito azienda, i legami con la mafia, eccetera. Adesso sono di casa nella tana del diavolo. Quindi se ne deduce Travaglio che... non dice niente. se ne deduce... È molto semplice, cioè c'è un'alleanza di fatto che è quella tra Forza Italia e la sinistra, il PD e i 5 Stelle. Questa alleanza in Europa è anche formale, perché Ilaria Salis l'ha salvata la Forza Italia, senza Forza Italia non si salvava dal processo. E in Italia è sostanziale, aspetta solo di diventare formale. E allora questi qua, le varie Lucarelli così, che sono in quota 5 Stelle, quota Travaglio, sono solamente dei tramiti, degli interfaccia per testare delle nuove alleanze. A me nessuno mi toglie dalla testa che questo referendum catastrofico è stato un trappolone. È inutile che la figlia di Berlusconi pianga. E adesso le serve per fare piazza pulita lì dentro, va bene. Diciamo però che è stato un trappolone per fottere la Meloni. Ecco, in questo Io quadro mi sono stufato anche di parlare in diplomazia, cioè voglio parlare proprio come al bar, come alla taverna, perché tanto io me ne vado da lì, mi sono rotti i coglioni. Questo è stato un trappolone per metterlo proprio per fottere la Meloni, brutalmente, hai capito? E ci sono riusciti. Questo referendum lo ha voluto Forza Italia, non l'ha voluto la Meloni. La Meloni avrebbe aspettato almeno un'altra legislatura. L'ha voluto Forza Italia, sapete, hanno fatto di tutto per perderlo, l'hanno perso. La Meloni è un'anatra zoppa. Io non credo proprio che durerà neanche fino alla fine della legislatura, e forse è meglio così. E adesso va bene, d'accordo, si muove tutto, si cambia tutto. Lei fa i repulisti troppo tardi e troppo male, avrebbe detto Frank Zappa, perché è l'ammissione che certa gente al governo non ci doveva entrare. Non mi venite a parlare di garantismo, perché io mi sono rotto i coglioni del garantismo classista. Mi sono rotto i coglioni del garantismo dei ricchi che hanno i soldi per comprarselo. Poi ne parliamo. Certa gente non ci doveva entrare. Se la togli vuol dire che ammetti di averli fatti entrare e non dovevi. Perché? Perché Dal Mastro e Santanchè erano persone di La Russa. La Russa è quello che ha il potere lì in Lombardia. Sì. E se non vi va bene quello che dico io, andate a vedere Dagospia, che è sì un sito mignottaro, però avendo dietro i servizi, ogni tanto lancia quei Dago Report che sono frutto dei servizi, no? E dice esattamente le stesse cose. Questi qua sono persone di La Russa. La Russa è quello che comanda in Lombardia, perché in Lombardia il potere si è spostato. C'è il potere comunale che è quello del PD, e però poi c'è il potere, quello sovracomunale, che è quello della sanità, quello della cultura, quello dell'industria, quello col clero, quello della massoneria, passa attraverso queste nuove forme di potere. La Lega è in ribasso, Forza Italia comanda solo in certi vecchi mandarini come formigoni dietro le quinte, però il potere vero è quello della Russa. E allora la Meloni non poteva sfidare la Russa né a Milano né a Roma. E infatti la Santanchè se n'è andata quando la Russa gli ha detto vattene, non quando gliel'ha detto la Meloni. Ma adesso cosa pensano di fare? Ormai lì è tutta una frana. E non per colpa mia. Giulio, non è colpa mia se io l'avevo azzeccato sul referendum. No, certamente. Non sono io che portavo sfiga. Allora, ti apro solo una piccola... Sono loro che si sono portati sfiga da soli. Quello che mi fa incazzare è che questi qua dovevano difendere il paese da certe dinamiche e invece gliel'hanno consegnate peggio che prima. Oggi c'è un pezzo di Piroso sulla Verità che riporta le frasi di Gerardo Colombo. Continueremo a invadere perché noi siamo i gendarmi, siamo le sentinelle della legalità, della Costituzione, anzi teorizzano proprio un ruolo politico. Ieri sera Bersani, lui dice continueremo a fare quello che abbiamo fatto,
cioè la magistratura italiana, che è quella che ha più potere al mondo, almeno nei regimi formalmente democratici, e questo dice la magistratura continuerà a invadere. Dovevano fare il contrario, dovevano premiare il merito, e hanno fatto il ministro da Santanchè, dovevano aumentare la sicurezza, tu sai che non si può uscire da casa, dovevano riformare la scuola, e a scuola si insegna l'Islam e ci si sbudella, dovevano ripulire dal nepotismo, hanno fatto l'assalto alla dirigenza anche loro, dovevano distinguersi, e in cosa se non nel peggio, dovevano difendere un'idea di paese, di nazione, a me non mi interessa poi, lo hanno consegnato, non hanno fatto che calarsi davanti alla sinistra, in tutto. Quel ragazzino lì che ha accoltellato la professoressa ieri, io mi chiedo dove stanno i metal detector promessi dal governo. L'abbiamo detto almeno altre 2 volte in questa trasmissione. Tu li hai più visti, li hai più sentiti? No, sono spariti. Perché sono però spariti? l'accoltellamento è avvenuto fuori dalla scuola. Sì, ma quello lì però non doveva, ci entrava con un coltello e non ci sarebbe entrato, probabilmente non se lo sarebbe portato. Comunque sia, perché è venuto fuori dalla scuola, ma davanti. L'aveva promesso il governo, perché poi non se ne è parlato più? Perché la Schlein ha detto no. Insomma, chi comanda in questo paese? E allora adesso è inutile stare sempre a dire c'è questa comunicazione delirante. E guarda cosa hanno fatto, guarda cosa hanno detto, guarda la magistratura, guarda il Maranza, guarda che adesso fanno un progetto, un programma stabilito da una del PD per cambiare la testa ai maschi, farli diventare meno maschi, più femmine già a 3 anni. Guarda cosa fanno. Ma insomma, chi è che comanda in questo paese? Stanno a frignare. Sono 3 anni che frignano, hanno subito l'agenda in tutto, e allora se ne devono andare a fare in culo. Max, loro e chi li ha tutelati, difesi fino adesso. Ti giro alla rapida un messaggio. Intanto ricordo che chi è all'ascolto può mandare messaggi, poi apriremo anche le linee. Intanto segnatevi il numero per intervenire in diretta tra un po': 0292 scusa Max, 02 92 94 7222. Nel frattempo potete mandare messaggi via WhatsApp al 340 6709 659. Allora ti domanda Marco da Agrate, che scrive: domanda secca per Max. Secondo lui Marina Berlusconi scenderà in politica alle prossime elezioni ufficialmente? Ma chi glielo fa fare? Non le serve, diciamo così, no? Ma lo sta già facendo, perché deve andarci a complicare la vita? Già comanda. Ascolta, però mi intrigava il fatto, e credo sia interessante anche per gli ascoltatori. Poi non vedo anche l'utilità di queste curiosità, che chi se ne frega. Che cambia? Comunque, tu hai raccontato come qualmente questa roba qua del Grande Fratello fosse già fin dall'origine una roba politica, attraverso Signorini, che adesso si è levato di torno apparentemente. Però era lui, un ufficiale di collegamento tra determinati ambienti della sinistra e Silvio Berlusconi, corretto? Certo. La storia di Marrazzo chi l'ha tirata fuori? E i rapporti con Renzi? Chi li teneva? Cioè è sempre stato così. Adesso Signorini è stato fatto fuori da Corona, ma secondo me anche lì nella soddisfazione degli eredi, perché era un personaggio che si era fatto un po' troppo ingombrante, quindi anche lì non sai mai da dove partono certi missili, da dove arrivano, dove vanno a parare. Quello lì è finito, non esce più da casa. Hanno usato la sua, le sue attitudini per bruciarlo. Altri restano al loro posto per il momento. È tutto un uso politico. Il fatto di Marrazzo fu tirato fuori da Signorini, con Berlusconi che chiamava Marrazzo e diceva: sai, ci sono dei video su di te, però io starei tranquillo e non mi preoccuperei. E gli aveva tirati fuori i Signorini, perché il giro era quello lì. Non è che stiamo a scoprire chissà che cosa. Allora adesso serve queste robe del Grande Fratello, gli opinionisti, le Lucarelli, che tra l'altro me la sono sognata stanotte. E io penso di star male, perché ho fatto un sogno allucinante. Ma non lo so, io da quando sono tornato da Milano non so farlo. Ho fatto un sogno pieno di cose strane, c'era pure mia madre viva. A un certo punto ho trovato la Lucarelli e l'ho invitata a cena con una serie di persone, e poi ci siamo pure fatti simpatia, quindi stavamo
E allora mi sono svegliato terrorizzato e ho detto io adesso stamattina vado a farmi vedere. Io che faccio simpatia con la Lucarelli vuol dire che o la Chemio che ha lasciato degli strascichi ancora, oppure non lo so, cioè sono molto preoccupato. Cioè io piuttosto che simpatia con la Lucarelli, non lo so, che te devo dire? È meglio che non faccio nomi. Allora, c'è un ascoltatore. Però insomma, questi sono degli interfacce, dai, sono degli strumenti. Vabbè, c'è un ascoltatore che ti definisce la bocca della verità, non so se tu ne gioisca o meno. Comunque, no. Un altro che ti fa una bella domanda, Gianluca. Della sincerità sì, della verità no, della sincerità sì. La verità è un po' pretenziosetto come discorso. Comunque, concordo con Max in tutto, ma allora qual è l'alternativa? Vannacci o dobbiamo sperare nel golpe militare? Questa è una domanda che sapevo che ti sarebbe piaciuta, questa domanda. Ce n'è un audio domanda che adesso chiedo a Simone di mandare in onda, così la ascoltiamo. Un audio messaggio di 36 secondi. Dirti che hai perfettamente ragione. Le hai messe in fila, ma non proprio tutte, però hai messo tutte in fila. Promesse. Noi conosciamo la trippa, giusto Giulio? Lei prometta, poi chi se ne frega, così è. È ancora così la politica, Totò ne ha fatto un esempio eclatante. E dobbiamo dire che così era e così è. Forse una volta c'era più qualità, magnavano, ma c'era qualità. Gname, chip. Antonio La Trippa, il Partito Nazionale della Restaurazione. Allora, Max, la recente direttiva, scrive un informato ascoltatore, dei ministri dell'Interno e dell'Istruzione in Italia a gennaio 26, autorizza l'uso di metal detector portatili all'ingresso delle scuole su richiesta dei presidi e autorizzazione del prefetto. Bello, eh? Quindi? Dai, su, non stiamo a fare i furbi, dai. Appunto, dico, quindi siamo lì. Allora, insomma, in soldoni, secondo te il futuro vede una riedizione di una roba tipo Draghi con dentro 5 Stelle, PD, Forza Italia. E naturalmente è la coalizione della pandemia questa qua. Ecco, la coalizione pandemica infatti bis. Chiuderanno ancora. Coalizione pandemica bis, naturalmente benedetta da Sergio Mattarella, perché questo è ovvio. Ovvio. E infatti chiuderanno ancora. Se tu vedi in questo periodo ci sono due elementi, perché l'altra cosa che bisogna dire è che i giochi, io a questo punto non so se è complottismo, però realismo sì, cioè i giochi vengono decisi con anni d'anticipo, così come la pandemia era stata decisa con anni d'anticipo, ci stanno tutte le mail, ci stanno tutte le testimonianze, anzi troppe ne dovranno venire fuori. Ruotava intorno a Epstein, era tutto predisposto, perché Bill Gates doveva fare i miliardi con quella roba lì, lui e quegli altri. Questa storia qui viene decisa in anticipo. 6 mesi prima del referendum hanno tirato fuori Draghi, si è rimesso a parlare come non succedeva da 2 anni, il premio delle Asturie, tutte ste cazzate. Perché doveva stare lì? Perché doveva ripreparare l'opinione pubblica all'idea che questo tornava. Poi si sono scatenati i virologi, attenzione, cose di qua, pandemie di là, come si chiama? La cosa, la meningite, l'Inghilterra, arriva Bassetti, tutti allarmi ancora per preparare. Poi l'altro ieri ho visto che dalle mie parti ad Ascoli è arrivato uno di scrittori distopici che ha fatto fortuna col libro sul Covid, dove prevedeva il Covid. Grazie tante lo prevedeva perché lo sapeva. Questi sono scrittori che sono anche loro dei velinari, con la scusa del romanzo fantasy non fanno altro che anticipare quello che gli dicono. E questo qua è arrivato in Ascoli e ha detto: bisogna prepararsi a una nuova pandemia. Non so quando sarà, ma ci sarà. Non so quando sarà vuol dire quando diranno che ci deve essere. Allora, Max, io sono convinto che la Meloni basta, va a casa, è inutile che si prepara una coalizione pandemica. È arrivato il momento in cui, come un solo uomo, noi si dice: lo amiamo. Eccoci. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, halitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci in diretta con Max del Papa. Max, che rapporto c'è tra referendum e vaccini e come li vedi questi giovani della generazione Gaza o Cuba che hanno votato no? È la domanda. Però prima della mia domanda ce n'è un paio che sono arrivate tramite il WhatsApp al numero 340 6709 659 che ti giro. Un simpatico ascoltatore ci scrive così: ridateci De Lorenzo e la rosa dei venti, un bel golpe. Vabbè. Che anni di merda che erano quelli lì, guarda, che anni di merda che erano quelli, Max, perché io sto leggendo un bellissimo libro, non so se l'hai letto, Il tiro al piccione di Guido Salvini, che intervisterò nel fine settimana, l'ex magistrato che è da poco in pensione, che ne ha viste di ogni in quel palazzo di giustizia, e secondo me la campagna elettorale ce la dovevano fare su gente così, perché ne ha raccontate di cose su Mani Pulite, su come hanno aggirato tutte le norme, sullo strapotere dei procuratori. È un libro bomba, un libro meraviglioso che consiglio a tutti i cittadini di leggere, anche se non ha nessun riflesso pratico, perché non sono stati capaci neanche di usare questa roba qua, che era già lì, che bella che pronta. Comunque non è quello il punto, il libro è veramente utile, leggetelo. Tiro al piccione, edizioni Pendragon. Guido Salvini. Detto questo, altro che Rosa dei Venti e il generale De Lorenzo, quelli erano anni schifosi, sì, e quello lì, siccome il signor Salvini, il dottor Salvini, ha cercato di indagare su Piazza Fontana, l'hanno ammazzato Casson, Grazia Pradella, la Procura di Milano, D'Ambrosio, Borrelli, l'hanno devastato di esposti al Consiglio Superiore della Magistratura. Per 5 anni ha dovuto difendersi, salvo poi, emergere quel brandello di verità che era quella che stava seguendo lui con le sue indagini, no? L'hanno distrutto la Procura di Milano e quella di Venezia. Lo ricordate, Felice Casson, no? Allora, questo libro è molto, ve lo consiglio veramente, però torno ai messaggi e poi torno alla mia domanda, Max. Ma tra l'altro direi a Simone, se qualcuno vuole intervenire in diretta, naturalmente compreso Nicola da Padova, perché non possiamo farne a meno, perché l'ottimismo è il sale della vita. Allora, chi vuole intervenire può farlo allo 02 92 94 7222. Nel frattempo ti giro gli altri messaggi. La visione politica è chiara, tra incapaci e piaccioni alla Meloni. Sotto sotto il rischio di guerra civile, scrive Maurizio. Poi Luca da Brescia, perdonami ma il bresciano io lo pronuncio male. Un saluto a Max, una domanda per lui. Te Max, ma tegat maiat chi a cena? Che tagazzognata la Lucarelli, cosa hai mangiato a cena? Un abbraccio a tutti e due.
Spero che la trasmissione duri 2 ore, solo applausi, scrive Luca da Brescia. Dopodiché, ricordo la previsione condivisa la settimana scorsa e ancora si continua a rivendicare che la sinistra comanda, scrive Ferdinando da Verona, caso vuole che nel nord ha vinto il sì, nel resto d'Italia parassita e clientelare ha vinto il no. Il centrodestra doveva rompere il cordone ombelicale, far tavola rasa di pensioni, di invalidità, redditi di cittadinanza e di inclusione. Rompendo questo meccanismo si ha la possibilità di riformare il paese, eccetera. Poi abbiamo 27 secondi di audiomessaggio che chiedo a Simone di mandarci, così sentiamo anche i messaggi che sono arrivati. Vai Simone con l'audiomessaggio da 27 secondi. Salve Pietro, allora per quello che ho capito io, perché non dico che avete detto così. Allora Max, la Meloni non ti è mai andata perché lei è sempre abbastanza criticata. Salvini così e così. Ma allora chi vedresti bene al governo? La Meloni deve andare a casa, dici? Se non ho capito male, per amor di Dio, non prendo. No, non è che deve andare a casa, è che ci andrà, che deve andare al governo. Che vada sola. Ce n'è uno o una che ti piace? Se puoi dirlo, grazie. Allora, a te la parola, Max. Quando lo dico io che cambia. Qui il problema non è quello che piace o non piace a me. No, tra l'altro devo dire che tu hai avuto parole di apprezzamento per Giorgia Meloni negli ultimi giri, da Fedez in avanti, no? E anche nell'ultima occasione. Un qualche barlume, diciamo, di simpatia te la sta facendo sta donna, se proprio vogliamo metterla così, che, io ho detto che non serve a niente. Quando non è lei stessa. Appunto, quando esce dal cliché autoimposto. Però da Fedez non ci vai. Questo è il problema. Cioè io lì ragiono in base alla sua logica, ma la mia dice il contrario. Da Fedez non ci vai perché lei ha fatto una campagna di destra moralistica, cioè la nazione, il paese, il merito, la serietà. Fedez è un personaggio che è tutto il contrario. Cioè, Fedez è quel personaggio che per 15 anni ha piagnucolato e ha fatto il furbo con la moglie. È uno del qui e ora, è uno che non ha radici, non ha paese, non ha nazione, non ha idee, è uno che si gira, prima era grillino, poi è diventato di destra. Però te ti fai 1 milione di visualizzazioni e sei contento così. Ecco, gli è servita molto a sta roba. Infatti. Allora, 2 messaggi, poi una telefonata, 2 messaggi e una chiamata che prego di attendere ancora 30 secondi. Luigi Treviso, io non ho più speranze, nessun partito, nessun politico, l'Italia è governata dalla mafia radicata in tutti i partiti. Dopodiché Monica, tutto questo che state raccontando è spaventoso, ma non mi stupisco. Sono un consigliere comunale, Civica Lega, in comune di 2300 abitanti, dove purtroppo ho combattuto e combatto sempre contro approvazioni amministrative che stanno distruggendo territorio e società. Contro il potere si può fare niente, i potenti politici ed economici sanno dove andare e cosa fare per aggirare e imbrogliare il popolo, scrive la consigliera comunale, 2300 abitanti, comune di 2300 abitanti, partiamo dal basso qui a vedere il marcio e a toccarlo con mano. C'è una chiamata, la sentiamo, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Chiamo da Buongiorno. Trieste. Allora, 3 anni e mezzo fa, quando la Meloni è andata al governo, ha fatto incazzare parecchie persone, perché ha fatto tutto il contrario di quello che era il programma elettorale. Questo perché? Perché la sinistra avrebbe fatto uguale, non avrebbe cambiato nulla, assolutamente. Perché se no avremmo avuto dopo 5 minuti lo spread a 1000, casini della Madonna con l'Europa e così via. E il governo sarebbe caduto, penso, tempo 1 mese. Adesso abbiamo visto che effettivamente facendo i lecchini non conviene, e questo dico anche alla Lega che ha fatto il lecchino e sta facendo i lecchini. Adesso bisogna fare quello per cui gli italiani hanno votato la destra. Muoia Sansone con tutti i filistei. Quindi bisogna fare una politica seria sull'immigrazione, sulla sicurezza, sull'economia, contro questa Europa del pifaro, con quella von der Leyen, quel cesso di persona là insignificante. E per 1 anno e mezzo fare le cose in modo serio, cioè quello per cui gli italiani hanno votato la destra. Fare i lecchini non paga. Grazie. Allora, c'è un'altra telefonata, la passiamo subito, Max. Pronto? Sì, Pronto? buongiorno, sono io. Buongiorno, prego. Sì, sono Michele da Treviso.
Una riflessione che mi ha fatto fare un mio collega. Allora, alle ultime politiche comunque c'è stata una buona affluenza, ci sono stati disagi, code, gli anziani in piedi, lo spoglio per avere i dati definitivi, specie al sud, è durato fino almeno al giorno dopo, se non oltre. Io sono andato a votare, in pieno orario di punta non c'era nessuno. Che di solito ci vai, attendi un attimo, un po' di fila, poi addirittura il seggio di solito erano in 3, questo giro erano in 2. Altre persone mi hanno detto la stessa cosa, cioè andavi a votare e non c'era nessuno, infatti c'era questa paura del non andare a votare, insomma. Cioè io parlando in giro, ste code, cioè visto che c'è stata questa mega affluenza, soprattutto al sud, che al sud di solito hanno il problema dell'organizzazione, storie varie, cioè ai seggi non c'era gente, fatevi questa riflessione, cioè a votare tutti i milioni di persone quando ci sono andate. Chiudo lì, la ringrazio. Non ce lo dicono. Allora Max, c'è un'altra serie di messaggi, non ho capito se c'è un'altra chiamata, chiedo a Simone, se c'è una chiamata la passiamo subito e poi leggiamo gli altri messaggi. No, nessuna chiamata. Ok, perfetto. Allora leggiamo i messaggi. Se è già tutto programmato e preordinato, scrive Gianni da Roma, quello che non ha capito un tubo. No, io ieri mi sono permesso, Gianni, di dirti che non hai capito come la stavamo ragionando io e Carlo Cambi. Non che non capisci un tubo in assoluto, non mi permetterei mai. Non hai capito certamente quello che stavamo dicendo, in che spirito lo stavamo dicendo. Quello però l'ho desunto dal tuo messaggio, non è che me lo sono inventato io. Non hai capito noi ieri, non è che non capisci niente in generale. Comunque, se è già tutto programmato, scrive Gianni, è preordinato, se la sinistra è il deus ex machina di ogni decisione, come si spiega il governo di centrodestra che da quasi 4 anni guida l'Italia con sterzate e diversa postura internazionale che oggettivamente sta perseguendo? Che dici tu, Max? Abbiamo una diversa postura. No, lui sta dicendo, Gianni sta dicendo, ma se comanda la sinistra, com'è che questo governo da 4 anni sta facendo mirabilie in politica estera? Mirabilie? Sì, cose magnifiche, meravigliose, la sterzata e la diversa postura internazionale che questo governo ha in politica. Secondo Gianni, sì, scusa. Lui la pensa secondo così. Lui, io non l'ho secondo visto. Lui. Buongiorno Max. Buongiorno Max, democrazia sovrana e popolare, scrive un ascoltatore, che a te piace tanto, vero? Il Rizzo. Chi, Rizzo? Sì, portiamo Putin qua, lui e Vannacci, come no? Don't worry. Ma perché la gente c'ha sempre queste soluzioni oniriche, fantasiose, stanno sempre alla superficie. Anche tu hai sognato la Lucarelli, cosa vuoi insegnare? Quello sì, al governo la mettiamo. Allora, don't worry. Che... Scrive ma tanto intanto è già il Grande Fratello, quindi è già nelle stanze che contano, giusto? Il che significa che domani ci va il suo Dante Causa, cioè Conte. Quello è. Vabbè. Allora, Conte 3, tutti chiusi. Don't worry, scrive un ascoltatore, ci salva l'Islam, il Corano. Altro ascoltatore. Infatti, il guaio, io quello che non perdono a questi qua, a parte tutto quello che hanno fatto, che si sono fatti le carriere loro, è che hanno riconsegnato il paese a una sinistra che nei prossimi 10 anni ci renderà un maranzato. Un regime castrista e socialmente un maranzato. Maranzato è bella però come forma istituzionale di governo. È una nuova categoria delle istituzioni politiche. Io non capisco una cosa, però questa non me la chiede nessuno. Che bello, il maranzato di Milano. Poi chieditela cos'è che non ti chiedono, Max? No, allora, intanto buona parte di colpa, poi dopo chi deve ascoltare ascolta, riferisca, faccia quello che vuole, però grossa parte di colpa ce l'ha anche l'informazione, perché non è possibile che da informazione amica questa nessuno gli abbia mai trovato un difetto. Questa ci pensa lei, meno male che c'è lei, c'è sempre brava. Cioè io non posso sentire Capezzone che finisce un editoriale dicendo meno male che Giorgia c'è, e per favore su, ma non andiamo nel ridicolo, così come non posso vedere sempre gente, cioè bisognerebbe anche smetterla di essere drogati di televisione e andare 8 programmi al giorno a litigare con Alba Parietti. Con Alba Parietti? Non è così che difendi un'idea, non è così che difendi una democrazia. Con Alba Parietti, che oltretutto ti fotte perché essendo ottusa e ignorante te frega. Allora. Cioè, pungola là. Digli le cose che non vanno. Adesso stanno tutti a scoprire che non andava bene niente da sta povera donna, perché questa sì, è stata trasformista, non è in grado, c'ha tante cose che
sta imparando, però insomma adesso le fanno fare da Cireneo, no? Io una cosa non mi chiedo, adesso tutti scoprono, bisogna, se vuoi un'altra previsione, siccome non le sbaglio, come non avevo sbagliato il referendum, adesso lei ha fatto tutto troppo tardi, troppo poco e troppo tardi. I repulisti, manda via la Santanchè, cioè ti pare un governo con dentro la Santanchè, Del Mastro, Giuli, prima ancora quell'altro, quello che gli spaccava la testa, San Giuliano. Insomma dai. Io ho capito tutto, però se sei a quel punto debole e ricattabile non ce li metti. Vabbè. Adesso lei che cosa dirà? Ti do tempo 24 ore. Mi siano testimoni Gesù Cristo e gli ascoltatori. Questa entro 24-36 ore dirà le cose che alla gente semplice gli piace di sentire, e cioè farà lei da Cireneo, si assumerà le responsabilità che sono sue come premier, ma non solo sue, e dirà: sulla sicurezza non siamo stati efficaci, perché è la prima cosa. Quello che non le hanno mai rimproverato i giornali amici, i giornalisti amici, però io capisco che c'è tutto un tourbillon poi di direttori che vengono spostati col consenso suo e perché Angelucci li decide, però insomma questa non è neanche informazione più. Gliela devi fare qualche critica. Lei si assumerà la responsabilità e dirà: ripartiamo dalla sicurezza, ma è tardi, è tutto tardi. Cioè non hanno fatto niente 3 anni e mezzo e adesso gli ascoltatori si aspettano che in un anno recupera tutto? No, è persa, la battaglia è persa, anche perché questi qua della sinistra non è che stanno a guardare, questi l'avevano detto, adesso facciamo i conti e li stanno cominciando a fare. Cioè sarà un massacro, perché questi, i presidi, le casematte del potere, i sottopoteri, i giornali, questi ce li hanno e li sanno fare funzionare. Io una cosa mi chiedo, poi la finisco qua, perché a questo punto la Meloni non va ai materassi, cioè non fa muoia Sansone. C'hai ancora il controllo dei servizi segreti? Cristo d'un Dio, tira fuori tutto. Tira fuori tutto sulla pandemia, tira fuori tutto sul Covid, sugli affari, tira fuori tutto sulle frequentazioni di certi parlamentari, di certi ministri, di certi giornalisti, tira fuori tutto sull'Epstein all'italiana, tira fuori tutto su certi vizietti, sfascia tutto, almeno o veramente fai tabula rasa o almeno te ne vai a testa alta, perché abbiamo tanto di quella merda qua, da però, tanti moralisti, Max, da tanti che vanno in giro con la fiaccola della verità, che basta. Io non dico fare come Mobutu, sai come faceva Mobutu, però almeno usa i dossier dei servizi, usali, fai questo. Dovresti essere però libero per poterlo fare, ho i miei dubbi. Ma fallo e poi te ne vai, che c'ha paura che allora, fuori. Abbiamo una chiamata, poi svariati messaggi, tra cui quello di Marco da Modena. A dormire mi rimprovera di non aver letto il suo messaggio, ma lo leggerò tra poco, dopo la chiamata. Pronto? Chi è in linea? Buongiorno signor Carabella. Buongiorno. Castiglione della Pescaia, sono a Castiglione davanti al mare in questo momento. Ridente. Ridente, sono di Firenze. Ho chiamato già qualche volta. Il signore, mi scuso se non dico il nome, però praticamente lo sto ascoltando, è peggio di Savonarola. Gli manca solo praticamente il lanciafiamme, Nerone. Poi facciamo tutto come ha detto, tiri fuori. Se doveva tirare fuori, li tirava fuori ben prima, come li tirava fuori Renzi, eccetera. Però lasciamo fare, se no veramente qui crollo tutto. Sul referendum, e sarò serio, io ho una figlia di 18 anni, mi scusi, è andata a votare. Sta girando un video bellissimo di un vecchio partito comunista, un signore che era del Partito Comunista. Lui spiega che la Costituzione italiana, sta girando su tutti i sedicenni, come praticamente cioè che i giovani sono andati a votare sapendo quello che si rischiava, sta girando il fatto che chi ha fatto la Costituzione è stato incarcerato dai fascisti da 20 anni. Poi hanno fatto la Costituzione dicendo e prevedendo da qui a 50 anni ci sarà il cambiamento, ma te dal 118 in poi non puoi toccarlo. Questo referendum che ha fatto la signora Meloni, ok? Andava a toccare 7 articoli della Costituzione prima, sfasciavi, quindi i ragazzi, ve lo dico a tutti, perché noi cinquantenni siamo praticamente il passato, i giovani sanno cosa vanno a votare, e la destra, mi scusi, è la destra che dice sono andate a votare contro il governo, no, perché i ragazzi 18 anni in poi conoscono fortunatamente la Costituzione e sa come gira il mondo.
Grazie. Sì, vabbè. Questo bisogno. avevo capito che c'è una figlia da promuovere, o la mandassa al Grande Fratello, insomma, dai. Allora, ne approfitto per girarti i messaggi, compreso Marco da Modena. Non è che devi fare il complottista, come mai non leggi il mio messaggio? Te lo leggo subito. Anche la Lega Cooperative ha un partito, il PC, PDS, DS, PD, perché se controllate il continuo passaggio di dirigenti dall'uno all'altro, sia in ambito locale che a livello nazionale. Sì. Marco, io l'ho letto, però non è che mi hai detto la verità rivelata, lo sapevo anche prima. Comunque, grazie anche a Marco. Importanti. Sono tutti importanti. Paolo, il problema è che un centrodestra non lo fanno governare, questo è quello che esce da 40 anni ad oggi. Fateci, non lo fanno governare. Certo, soprattutto se devi chiedere sempre permesso alla sinistra per fare qualunque cosa. Poi c'è un messaggio molto criptico. Allora stai a casa. Gio da Torino. Buongiorno, si è vinto il no dell'onestà. A cosa serve la magistratura? Questo è un messaggio veramente che mi lascia a bocca aperta. Caro Max. Perché ci sono i fascisti, no? Totò e Peppino a Palazzo Chigi. Parlare alla radio è una cosa, te che parli tanto, Max, essere a capo di un governo è un'altra, caro Max. Allora ci vada lui, ci venga lui, va bene. Allora, Mary, ha ragione Max, tirare fuori tutto. Questi C-Inc, puntini, e noi in punta di fioretto la democrazia, il rispetto. Si fottano, dice Mary. Dopodiché abbiamo Walter al telefono e lo accogliamo a braccia aperte. Walter, dove sei? Ciao, dove stai camminando? Quale profilo montuoso stai valicando? Una salita vicino che sta costeggiando il fiume. Lo so che è una salita al Monte Ventoso, la salita al Mont Ventoux. Dal Mont Ventoux, come Petrarca. No. Una volta ero anche ciclista. No, volevo dire una cosa rispetto al delirante che ha chiamato poco fa. Io alleno una squadra di calcio qua nessuno delira, qui tutti esprimono le loro opinioni. Quello di prima delirava. Volevo dire che sono in mezzo lo difendo. a giovani. Darò la mia vita affinché tu possa esprimere la tua opinione, vero Max? In galera. Dalla. Voglio vedere poi se ti mettono davanti una pistola alla testa se lo fai. Scusami Walter, scusami l'abuso di cazzata. Prego Max, vai. Anzi Walter, non Max. Mi sto confondendo. Sto entrando in fase onirica anch'io. Walter, prego. Scusami l'interruzione. Quotidianamente, 4 volte alla settimana. No, ci sono, pronto? Eccoti qua. Allora, vai. No, dicevo che vivo 4 giorni alla settimana in mezzo a ragazze che vanno dai 25 ai 19 anni e in occasione di questo referendum, cioè perché e decenza impone che io non ti chieda il perché. Comunque, perché chiudo sono allenatore di alleno una squadra di calcio femminile, la Pro Palazzolo, provincia di Brescia, Serie C femminile. Attento alle denunce. No, denuncio nessuno, sono super sono protetto. No, sto scherzando, Max, perdonami, ti sto facendo perdere tempo, Walter. Vai al allora, volevo dirti, in mezzo a queste 40 ragazze, alla domanda che feci, cosa votate al referendum? L'80% ha detto no. Ma poi ho chiesto perché? Perché la Meloni? A quel punto ho fatto una conferenza, ho spiegato e sono riuscito a convertirne la metà di questo 80%. Che successone. Che il referendum non era sulla Meloni. Quindi i giovani che hanno votato no non hanno capito un cazzo perché nessuno gliel'ha spiegato. Era questo che volevo dire. Questa è la responsabilità di chi l'ha fatto il referendum. Direi di sì. Sì, ascolta... esatto, hai perfettamente ragione Max. È così, non hanno spiegato un cazzo e non condivido il fatto che la Meloni sia andata da Fedez e Max non è piaciuto perché molte ragazze invece hanno ascoltato quella roba lì, perché ascoltano quella roba lì, non certo il telegiornale. Che cazzo ne sanno di telegiornale queste? Queste guardano Fedez. Esiste anche una decenza. Lo so, caro, lo so, però... La credibilità passa anche per la coerenza della decenza. Sì, ma di fronte a una ragazza di 20 in un altro modo. Questi discorsi non li puoi fare a una ragazza di 20 anni, Max, è difficile, credimi. No, non glieli devi fare, non è una faccenda da 20 anni. Allora Max, dobbiamo salutare Walter. Walter, ti saluto, ti lascio le tue crine montuose e chiudiamo col botto perché abbiamo Nicola da Padova. Vai Nicola. Pronto! Pronto, eccoci qua. Pronto, Cainarca!
Eccomi in persona, so io. Mi senti? Sì. Saluto anche Max. Max, hai un bel nome, Massimo, un bel nome, Max. Ma mio Dio, ma pensi, no? Che siamo tutti quanti che non capiamo le cose, che tu ci vieni qua a spiegare tutte queste cose. Io te l'ho detto, sotto tu sei pessimista. Te lo ripeto, tu non credi alle possibilità di cambiare la realtà, di migliorarla. Non ci credi. Noi abbiamo, allora, intanto onore a Bossi. Prima cosa, a tutta la battaglia che ha fatto. Lui si è battuto e contro cosa ha avuto? 400 processi a magistratura. L'hanno ridotto in carrozzina. Onore a Bossi. Io se fossi il segretario Salvini gli farei un monumento a quest'uomo. Perché in qualche modo ha cambiato e se tu oggi sei libero anche di dire queste cose, onore anche a Bossi, perché anche lui le ha dette prima, capisci? Contro anche chi lo attaccava, onore a Bossi. Ma io ogni volta devo andare dal motorino dopo. No, non è un motorino, non sono un motorino, diciamo anche le cose. Perché adesso tu parli, dici questo, ma pensi che la gente non conosce queste cose? Le sa! Tu sei qui, le dici, le ripeti, però bisogna cambiarlo sto paese un po' alla volta, lo si cambia, sai cosa ha detto Bossi? Cominciamo noi a cambiarlo, poi verranno i nostri figli, i nostri nipoti, lo cambieremo, lo so io, e se tu ci credi, lo cambi sto paese! Certamente. Scusa un attimo, guarda, per esempio, chi è che ha detto che se tu sei pessimista, no, non cambi niente, non sai mai fortuna? L'ha detto Zaia. Sì, lo sapevamo, sì, ce l'avevi già ricordato. Adesso purtroppo dobbiamo salutarti, Nicola. Io come sempre traggo profonde di qua di là. No, vogliamo per migliorare che le cose. Simone, chiedo di porre fine alla conversazione con Nicola perché, diciamo, per quanto utile e didattica, la cosa, diciamo, l'abbiamo già recepita, masticata, digerita e fa sempre bene ricordarla, però io sono sempre contento quando Nicola interviene credo, sì. perché mi tira su di morale e mi ricorda che l'ottimismo è il sale della vita. Gianni da Roma, chiudiamo così, quello che anche stavolta non ha capito un tubo. Caro Giulio, mi dice, comunque è innegabile che lei prediliga il signor l'è tutto sbagliato, l'è da rifare. No, io prediligo che mi fa così ragionare, mi stimola, mi interessa, non certo quelli che dicono che chi è il loro padrone ha sempre ragione. Io sul referendum non mi ero sbagliato. No, e guarda caso oggi sono passato per Porta Sfiga perché facevo le critiche a questa qui 4 mesi fa, adesso a Stalla votata dai tutti le fanno le stesse critiche, potevate fargliele prima, ero da solo. Allora la faccio corta, la faccio corta, Max. Referendum e vaccini, che rapporto c'è? Un rapporto molto semplice, perché riavremo tra i piedi quelli che ci avevano messo in lockdown con i vaccini, giusto? Questo è il rapporto, sinteticamente parlando. Questi hanno voluto difendere una magistratura che ha avallato una repressione pandemica, perché senza la magistratura chiuderci come maiali in porcilaia non gli riusciva. Hanno tutelato questa roba, no la Costituzione. Hanno scelto Gratteri, che era, non se lo ricorda nessuno, era quello che diceva che chi non si vaccinava a forza per tutte le volte che ci doveva, anche 100, gli dovevano togliere le cure. Gli andava tolto il lavoro. I giovani, la generazione Cuba o Gaza ha votato questa roba qua. Sì. Inutile che poi si parla di andare al posto di Fedez. Allora, dobbiamo salutarci. Se voi non siete stati capaci, anche lì perché non hanno parlato chiaro sul Covid, su tutti gli abusi che sono stati fatti? Faceva molto più quello. L'hanno voluto perdere sto referendum. Volete da me? Max, ci salutiamo. Dobbiamo fare il messianismo bossiano di 50 anni fa. La risolviamo col messianismo di 50 anni fa. Quello che non va. Quando io sento un ministro della scuola che si ammazza una scuola e dice non facciamo allarmismi, si ammazza la gente per strada, il ministro dell'interno tutto sotto controllo, va avanti così, poi dopo mi venite a dire bisogna cambiare perché Bossi 50 anni fa. Adesso va bene ridere e scherzare, però se c'è da pensare seriamente
a come è ridotto un paese, è inutile che ve la pigliate con me. Allora Max, ci salutiamo qui, io ti ringrazio tutti quanti, ci risentiamo giovedì prossimo, un saluto anche allo spione anziano che faccia il suo rapportino e si senta felice. Grazie a tutti, buon pomeriggio.